Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. Auguri di buon anno da tutta la redazione sportiva di Tele Europa Network. Prima puntata del 2018. Oggi, insieme ai nostri ospiti, commenteremo i risultati delle squadre calabresi impegnate nel campionato di Serie A e di Serie C. Per quanto riguarda il Crotone, ha perso nell'anticipo di venerdì contro il Napoli, mentre per la Serie C, quarta vittoria consecutiva del Cosenza di Braglia che vola in classifica e arriva alla pausa con un buon bottino di punti per i playoff. Continua a vincere il Rende che batte per 2-0 il fanalino di coda Agragas, mentre va alla Regina il derby con il Catanzaro. Di questo e anche di calciomercato parleremo oggi con i nostri ospiti. Iniziamo col salutare il coordinatore della trasmissione, Franco Segreto. Buon pomeriggio e auguro a tutti, buon anno. Buon anno. Buon anno a tutti e partiamo con i nostri ospiti. Dalla mia destra, mister Franco Giugno. Buonasera. Poi per Media Terronia, Davide Franceschiello. Buonasera e buon anno a tutti. Per Cosenza Channel, Antonio Clausi. Salve, buon anno. E il nostro amico ed opinionista Aldo Cennamo. Buon anno a tutti e buongiorno Tra a tutti. l'altro molto contento, no? Felicissimo, Sì, direi. come un gatto che ha appena mangiato il topo. Allora, Franco, partiamo proprio dalla Serie A. Sai perché mi ha fatto ridere? Perché mi ha ricordato come un gatto in tangenziale, no? Il film di Paolo Cartelesi e di Albanese, allora ho fatto la battuta. Andiamo, partiamo. Partiamo dalla Serie A. Venerdì c'è stato Crotone-Napoli, ha vinto il Napoli con una rete di Hamsik, un risultato anche abbastanza modesto visto le ambizioni della squadra di Sarri, ma che vede il Crotone fermo a 15 punti in classifica. Quello è il problema, 15 punti in classifica, il Crotone purtroppo si è rimesso nelle zone calde della Serie A, a rischio, perché io non mi preoccuperei più del Napoli perché ha una corsia preferenziale insieme alla Juventus, ma mi preoccuperei di questo discorso del Crotone di Zenga perché veniva da un sonante 4-0 all'Olimpico di Roma contro la Lazio e poi ha perso per 1-0 grazie a un gol di Hamsik. Come dicevo nelle puntate trasmissioni, questa è una squadra che gioca per 45-50 minuti, anche un'ora, poi a volte nei momenti topici della gara si scioglie come neve al sole. Col Napoli per la verità ha avuto qualche buona palla gol, c'è stato un rigore, un netto fallo di mani di Mertens, ne hanno parlato un po' tutti, sia i quotidiani online che i quotidiani sportivi a livello nazionale. Il rigore poteva essere anche concesso e lì secondo me ha ragione mister Zenga quando si pone il problema se la VAR esiste o non esiste. Detto questo bisogna voltare subito pagina in casa Crotone, questa è la nostra raccomandazione, questo è il nostro augurio, perché ci sarà una gara importante alla ripresa appunto all'Epifania contro il Milan di Massimo Mirabelli, di Fassone e di Rino Gattuso, quindi ci sarà un Milan e Crotone tutto da seguire, tutto da vedere e naturalmente faremo un in bocca al lupo a Crotone per una pronta guarigione, tra virgolette, per rimettersi in carriera. Un derby, poi di questo ne parleremo perché c'è la colonia dei calabresi da Massimo Mirabelli e tanti altri amici, Mangiarano, chi più ne ha più ne ha, Danilo Pagni, esattamente. È una partita da seguire, molto interessante. A te Silvia. Allora Franco, tu sei un grande estimatore di Sarri, hai visto la partita con il Crotone? Sì, ho vista come diceva Franco, il Crotone è rimasto in partita perché comunque il Napoli ha sprecato 2 o 3 volte in modo clamoroso la palla del 2-0, quando le gare poi non le chiudi la squadra avversaria comunque può crearti dei problemi. Sicuramente non è stato il Napoli brillante che vediamo sempre, però questo può anche succedere nell'arco di un'annata così massacrante e logora, però era importante vincere per tenere le distanze dalla Juve. Per quanto riguarda il Crotone, io credo che non siano queste le partite, è ovvio che magari ti prende un po' di scoramento se vai a vedere la classifica, però il Crotone non deve, oppure non è che non deve, il pronostico chiuso con Lazio, Milan e Napoli è il pronostico chiuso, soprattutto 2 fuori e 1 in casa, quindi poi ci può stare pure che perda a Milano e non è uno scandalo, il problema viene dopo, continuare a tenere la concentrazione e il morale alto magari dopo 3-4 sconfitte per poi fare i punti con le dirette concorrenti, è lì che il Crotone poi si giocherà
rimanere nella massima serie. Quindi queste partite sul pronostico sono chiuse, nessuno grida allo scandalo, se magari ecco il risultato di Roma 4-0 è eclatante, però perdere a Roma con la Lazio ci sta, perdere in casa col Napoli ci sta anche perdere a Milano col Milan, anche se di questi tempi il Milan non è che ti puoi proprio fidare, però ecco, diciamo che sulla carta il divario tecnico è enorme tra le due formazioni, quindi non ci meravigliamo se il Crotone perde a Milano, è dopo il Milan che il Crotone deve incominciare a fare i punti salvezza. Davide, è arrivata anche la prima vittoria del Benevento a finale d'anno, diciamo così. Può essere anche il Benevento una concorrente alla salvezza? No, non credo che con 4 punti in classifica, se non mi sbaglio, possa recuperare il tempo perso. Il caso del Crotone dell'anno scorso è un caso assolutamente eccezionale perché c'è l'Empoli che ha fatto Arachiri, ma non avrebbe avuto tempo di recuperare. Il Benevento sta vivendo il suo anno di gloria in Serie A, ma penso che sia limitato a questo il discorso. Un attimo sul Crotone volevo aggiungere che sicuramente non sono questi i punti che devono fare, su cui devono puntare con Napoli, Milano e Juventus, e poi bisogna tenere in considerazione che il Crotone a Crotone è arrivato appena da pochissimo il nuovo allenatore Zenga, che quindi deve trovare un po', deve riordinare un po' le idee, insomma, ripartire con l'allenatore nuovo. Lo abbiamo constatato a Cosenza, con Braglia, non è facile ottenere subito i risultati, e poi penso che nella sezione invernale del mercato dovrà in qualche modo puntellare la squadra, perché in questo modo difficilmente potrà avere problemi. Magari potrà anche salvarsi, perché le squadre ci sono tante squadre alla loro portata, Sassuolo, Verona, Spalle, eccetera eccetera, sono queste le squadre con cui dovrà fare i punti. Il problema, scusa Fra, prego. Fino a 3-4 domeniche fa erano molto di più le squadre coinvolte. Adesso l'Udinese vola, il Genova si sta riprendendo alla grande, il Sassuolo si sta riprendendo alla grande, hanno organici superiori al Crotone, questi per qualità, e quindi quest'anno mi sembra... Lo stesso Cagliari. Bravo, mi sembra molto difficile. Del Cagliari, che siamo una squadra medio. Il tuo Castello. Mi sembra difficile. Il Castello siamo, diciamo, ad altri livelli. Quest'anno no, alti livelli no, medio livello, altri livelli. Medio livello. Antonio, qual è il reparto secondo te che il Crotone dovrebbe rinforzare? Paradossalmente dalla cintola in su, perché comunque in difesa ci sono nelle partite degli scontri diretti il Crotone regge botta, anzi riesce anche a non prendere gol. Nicola, almeno fino a quando era sulla panchina dei pitagorici, era riuscito a dare una quadratura abbastanza ferrea quando era il caso di mostrare i muscoli. È davanti che il Crotone ha problemi, perché se Budimir non segna, o Nalini non inventa la discesa sulla fascia, o non c'è l'Eurogol di Roden, è difficile che il Crotone possa inventarsi qualcosa. Oltre all'attacco forse servirebbe qualcosina in più al centrocampo a livello di idee, e leggevo stamattina di un interesse per Locatelli, probabilmente proprio a dettare i tempi, però io non so se il Milan possa privarsi di un calciatore del genere. Aldo, Crotone-Milan. Milan-Crotone. Come diceva Franco, sono le partite dove il Crotone dovrebbe purtroppo... Considerato che il Milan è quello di oggi. Soccombre, però io non credo che il Crotone poi alla fine sia così scarso come qualcuno vorrebbe farlo apparire. Se noi dovessimo per un istante analizzare la partita con il Napoli, è vero che il Napoli ha avuto possesso palla 27 il Crotone e 73 il Napoli, però è anche vero che se l'episodio del rigore netto, perché tutti l'hanno detto, quindi sta VAR bisogna capire se viene applicata secondo l'istinto o meno dell'arbitro, perché invece deve essere applicata quando c'erano episodi di quella portata. Se fosse dall'altra parte probabilmente il rigore al Napoli l'avrebbero dato, perché così, anche perché il direttore generale del Crotone è stato molto duro. Io ho visto l'intervista, ho visto la partita, per cui però, e quindi non è possibile che il Crotone deve essere penalizzato in questa maniera. Se c'è il rigore, se la VAR va applicata, il rigore si dà al Crotone come si dà alla Juventus, al Milan, al Napoli, a chi che sia. Invece in questa, anzi al 45esimo, al 49esimo per la verità, c'è stato un altro episodio, forse meno evidente di quello che c'è stato prima, ma c'erano anche lì la possibilità di andare a vedere il VAR e vedere se il Crotone meritava di avere un rigore. Io penso che giustamente
La partita che il Crotone deve rimpiangere è una, secondo me, quella che ha perso in casa con il Genova, che era una sua concorrente. Lì ha messo in pista il Genova e, come dice Franco, il Crotone rimane negli ultimi posti della classifica con solo 4 squadre che si possono giocare i 3 posti che rimangono, perché poi arriviamo a 19, a 21, a 23, è difficile recuperare, specialmente per il Crotone che ha una partita col Milan e quindi poi c'ha altre partite ancora più difficili. Speriamo che Zenga riesca ad imboccare la strada giusta. Antonio, Volevo poi aggiungere una cosa, a questo punto del campionato, poi è ovvio che il girone di ritorno sono tornei differenti in tutte le categorie, sì, sono altri campionati, però in questo momento io credo che il Crotone non sia per qualità la prima squadra a doversi salvare, perché io vedo la SPAL più scarsa. no, più forte. Ah, più forte. Sì, io vedo il Crotone nelle ultime Meno al forte, momento, meno sì. forte. La SPAL vedo più qualità, specialmente in avanti, L'attacco di cui sì, parlavamo vabbè. prima, con Antenucci, Paloschi, C'è Paloschi, Borriello, Borriello. Infantini, quindi hanno calciatori di un certo livello. Però ti posso dire, Clausi, che lo dico perché ho sentito qualcuno Gomissi in porta, del Crotone, un ottimo il portiere. Crotone sul mercato andrà a comprare 2 giocatori, uno a centrocampo e un attaccante di peso, perché secondo me il Crotone si vuole salvare anche quest'anno, ed è un peccato se noi calabresi dovessimo perdere l'unica Speriamo squadra di no, che speriamo nel di no. campionato che conta, è un peccato. E lo sai, Diciamo tutti il Crotone anche noi, perché onestamente siamo Certo. tutti calabresi. e c'è Bravo. c'è un punto di rottura rispetto allo scorso campionato, quando ricorderete bene che nel mercato di gennaio 2017 nessuno a gennaio voleva andare al Crotone. Sì. In molti ritenevano, anzi tutti ritenevano, che il Crotone fosse destinato bravo. a forzo alla retrocessione. Bravissimo. Invece poi Falcinelli spezzò gli equilibri, successe quello che successe Beh. all'Empoli, al Palermo, eccetera, eccetera. Quest'anno invece credo che Crotone possa essere una piazza ambita da diversi calciatori che hanno trovato poco spazio nelle rispettive Forse squadre di essendo appartenenza. l'ingaggio di Zenga. Esatto, vuol dire anche qualcosa. Benissimo, vai Silvia. Bene, chiusa la parentesi sulla Serie A, passiamo alla Serie C e al nostro approfondimento. Andiamo subito a dare lettura dei risultati. Eccoli qua. Catania Casertana 1-2, Catanzaro Regina 0-1, Fidelissandria batte Siracusa 2-0, Matera Sicula Leonzio 2-0, Monopoli Fondi 1-0, Paganese Cosenza 0-2, Rende Acragas 2-0, Trapani Lecce 1-1, Francavilla Bisceglie 0-0. Andiamo a vedere la classifica. Arriva dalla regia. Allora, in testa sempre il Lecce a 45 punti, Catania 41, Trapani 37, Siracusa 32, Matera e Rende 31, Cosenza, Francavilla e Juve Stabia 28, Bisceglie 27, Monopoli 26, Catanzaro 24, Casertana, Fondi e Regina 21 punti, Sicula Leonzio 19, Fidelissandria 18, Paganese 16, chiude sempre l'Agragas a 10 punti. Allora Franco, il Lecce ha pareggiato a Trapani nel big match di giornata, venerdì nell'anticipo, mentre frenano il Catania e il Siracusa. Catania sconfitto in casa contro la Casertana in un risultato inaspettato e anche il Siracusa che perde in malo modo. Il Cosenza allunga in classifica. Allunga pure il Rende però. Allunga anche il Rende. Sesto posto per il Rende, settimo per il Cosenza. In cima alla classifica un punticino solo, sono divisi, ho visto la partita, l'anticipo su Rai Sport tra Trapani e Lecce, per la verità è stata una gran bella partita con 2 squadre, se vogliamo, di serie superiore. Un gran bel gol di Mancoso ad inizio gara e poi il pareggio del Trapani che insomma ha cercato di spingere sugli esterni e poi insomma è riuscito a pervenire al pareggio. Non si muove poi più in alto la classifica perché desta un po' di preoccupazione questa battuta del resto del Catania in casa per 2-1, la Casertana con 2 gol di Padoan che doveva venire a Cosenza, ricorda i tempi di Roselli. Era uno dei papabili, sì, quell'anno. Quindi il Catania è stato messo anche sotto accusa Cristiano Lucarelli. Questa mattina c'erano a livello nazionale le dichiarazioni dell'amministratore delegato Lo Monaco che insomma ha fatto scudo per Lucarelli, però vedremo nei prossimi giorni quello che succederà, anche perché poi ci sarà una partita importante tra Lecce e Catania stesso e vedremo come andrà a finire.
Non si muove la classifica in basso, si muove solamente per la Fides Andria che ha battuto appunto per 2-0 il Siracusa, tutte le altre hanno perso, compreso il fanalino di Codacragas che è stato sconfitto a Rende per 2-0. Dicevamo del Rende e del Cosenza, il Rende ottimo il campionato, 31 punti, 2-0 contro l'Acragas, poi vedremo gli highlights con un gol di Domenico Franco nei primi minuti del primo tempo e poi nella ripresa Rossini appunto raddoppiato, così come il Cosenza che vince con lo stesso risultato in trasferta contro la Paganese con reti di Bruccini e di Dorazio, quindi sesto posto per il Rende 31 punti, settimo posto per il Cosenza 29 e c'è da dire che sono due squadre che ambiscono naturalmente ai playoff. Te la parola Silvia. Allora Franco, arriviamo alla pausa con questa situazione di classifica, tutto diciamo come previsto, Lecce, Catania e Trapani su. Sì, diciamo che il pronostico della vigilia è ampiamente rispettato, le squadre più forti erano additate come Lecce, Catania e Trapani, diciamo che in quest'ultimo periodo Trapani e Catania hanno avuto qualche leggera flessione, però hanno fatto letteralmente il vuoto. Poi ci sono un gruppo di buone squadre, tra cui c'è il Cosenza che è in netta crescita e che noi da questa emittente in tempi non sospetti avevamo pronosticato da quarto quinto posto, quindi il Cosenza credo che riuscirà a poi accentrare questo obiettivo. La sorpresa diciamo positiva è il Rende e le sorprese negative, ma davvero in modo clamoroso, sono le blasonate Catanzaro e Regina, cioè onestamente qui non si capisce chi è peggio tra le due, cioè, la Regina che perde in malo modo con Rende in casa poi va a vincere a Catanzaro, cioè, in un campionato di una mediocrità allucinante succede di tutto e di più, quindi è successo pure questo. Il Rende invece sta facendo un campionato davvero molto dignitoso, molto sopra le righe e le aspettative della vigilia. Questa sarà credo l'unica squadra che non toccherà niente sul mercato, perché non hanno bisogno di fare mercato. Loro vivono con questo budget, hanno un progetto e un programma che hanno già realizzato, la salvezza ormai è a 10 punti. Quindi si godono questo bel momento, dopo un periodo di flessione abbastanza duro direi, no? 2 punti in 5 partite, sono ripartiti alla grande vincendo a Reggio Calabria e con l'Acragas in casa, quindi si sono rimessi in carreggiata. Credo che alla fine Rende, se i valori alla fine del girone d'andata sono questi, avrà anche buone possibilità di centrare i playoff, mentre il Cosenza lo vedo in crescita. Magari ne parliamo dopo. Sì, certo. Dopo gli highlights. Allora Davide, la situazione di classifica delle calabresi ad oggi ha rispettato un po' quelle che erano gli obiettivi di stagione? Concordo con quello che ha detto Mister Giugno, ci mancherebbe altro. Aggiungerei soltanto che magari mi meraviglia più la situazione del Catanzaro che non quella della Regina, perché la Regina è l'organico più giovane del campionato. L'altra volta abbiamo avuto pure Mister Maurizzi, l'amico Mister Maurizzi a Rende, con cui abbiamo scambiato 4 chiacchiere. È chiaro che il campionato della Regina è altalenante proprio per questo discorso, molti giovani, quindi magari perdono in casa, poi vanno a fare l'esploit, perché comunque in organico ci sono buoni elementi come Bianchimano, lo stesso De Francesco, Porcino, i Tulissi, i vari, insomma, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato pure con l'amico Ennio Russo, quindi mi meraviglia molto più la situazione del Catanzaro, anche se bisogna tenere in considerazione che magari sono stati un po' condizionati dal fatto della sentenza del calcio scommessi che è un po' ha intorbidito anche le perché acque. Adesso c'è praticamente il ricorso della procura, non è finito. Ancora non è finita. È ancora aperta. Sul Rende ne sto parlando dall'inizio del campionato, sicuramente sta facendo un campionato assolutamente di rilievo, e merito va sicuramente a Mister Trocini che ha saputo assemblare tanti giovani provenienti dalle categorie inferiori. Il Cosenza poi ne parleremo dopo. Certo. Antonio, tu sei un po' diciamo il principe del calciomercato. Allora, tu ti diverti. Quale squadra, si diverte. Quale squadra calabrese secondo te interverrà maggiormente sul mercato? Ma io credo che tra entrate e uscite forse è la Regina quella che... Ha preso già un giocatore ex Vibonese. Giuffrida. Giuffrida sta chiudendo per la Camera pure. Sì.
la Quindi Camera, già che due... fino a qualche anno fa era uno Esatto. abbastanza quotato in sì. questa categoria. Io credo che alla fine la Regina forse farà qualche operazione in più. Tornando sul discorso di Rende, io credo che il 2017 sia stato l'anno migliore della storia del Rende. Io ovviamente per ragioni anagrafiche ho spulciato gli almanacchi, non vivendole direttamente le stagioni in cui il Rende era in C1, non ho letto posizioni del genere occupate dal sodalizio biancorosso, quindi io credo che a Lorenzen possano essere estremamente soddisfatti di quanto hanno fatto in questa stagione, che come si diceva prima non è arrivata probabilmente per caso, ma è stata costruita tassello dopo tassello. Aldo, la classifica del Cosenza oggi prima della pausa. Ma la classifica del Cosenza rispecchia una situazione che da tutti era auspicata e auspicabile. Franco Giugno aveva detto che il Cosenza era tra il quarto e il quinto posto, secondo me questo si può avverare. Io avevo detto che prima di Natale o durante le feste natalizie eravamo nella parte sinistra e non più nel penultimo posto della classifica, perché dobbiamo ricordare che eravamo penultimi prima dell'avvento di Braglia, per cui dobbiamo dare merito all'allenatore e quindi che ha saputo assemblare, ha saputo anche dare un gioco alla squadra, ha saputo soprattutto mettere i giocatori che io ho criticato, che oggi probabilmente anche dal punto di vista fisico sono migliorati tantissimo, perché vediamo come stanno in campo, giocano per 90 minuti, hanno più grinta, più determinazione, più voglia di giocare, quindi c'è stato lo stimolo dell'allenatore, della società, di tutto un ambiente che ha giocato a favore di tutte queste cose. Quando si fa la catena di Sant'Antonio e la catena non si slega ma rimane compatta, unita, la squadra va avanti. Io penso che mentre per le altre squadre calabrese, secondo me il Catanzaro ha commesso un grandissimo errore, mentre il Cosenza cambia in bene, caccia Fontana perché eravamo penultimi, il Catanzaro ha fatto un cambio con un altro allenatore che probabilmente non andava cacciato in quel momento, perché anche Erra doveva assemblare la squadra, perché era una squadra che aveva, il Catanzaro ha cambiato 6 o 7 giocatori, quindi una squadra nuova, quindi non hanno dato il tempo ad un allenatore bravo come Erra e hanno preso, che sarà anche bravo, ci mancherebbe, però ancora Dionigi, i risultati purtroppo però viene dallo sconfitto, il Rende non è più una realtà, il Rende è una squadra ormai che ha acquisito una mentalità di squadra di categoria, e ha elementi validi, ha allenatori validi, ha dirigenza valida, ha tutto valido per fare e per arrivare, come dice Franca, ai playoff. Secondo me il Rende la sorpresa per me è il Siracusa, che si trova in quella posizione nuovamente. Poi vediamo Siracusa-Cosenza, ne parliamo dopo, che cosa può succedere. Certo. Allora andiamo a vedere proprio la quarta vittoria consecutiva del Cosenza di Braglia e commentiamo gli highlights insieme ai nostri ospiti. Sì, ecco qua siamo al Marcello Torre di Pagani, Cosenza in maglia bianca con la striscia orizzontale rosso-blu e Paganese in completo azzurro. Cosenza che veniva, come dicevi bene tu, da 3 risultati utili consecutivi e che naturalmente il piglio, l'approccio alla gara è stato quello giusto. Per la verità ho visto una Paganese un po' allo sbando, lasciatemelo dire, perché insomma, al di là di quello che poi ha fatto il Cosenza, che ha disputato un'ottima e una buona gara e l'ha messa subito in difficoltà, questo e questa è la rete di Bruccini. Esatto, di Bruccini, però onestamente ho visto una Paganese che mi ha lasciato molto desiderato e sono d'accordo con quanto sosteneva prima mister Franco Giugno, che sarà una di quelle squadre che poi lotterà per i famosi play-out, anche perché vorrei ricordare a chi ci segue da casa che quest'anno non ci saranno retrocessioni dirette, ci sono 4 squadre, le ultime 4 che poi andranno a giocarsi con andata e ritorno 2 retrocessioni. Dicevamo il gol di Bruccini, una squadra messa bene in campo, il mister è ritornato su Pascaloni nella difesa 3 a sinistra, con Pascali che si è accomodato inizialmente in panchina, così come si è accomodato in panchina Statella, al suo posto è stato inserito Bruccini, che come abbiamo visto è stato praticamente l'autore del primo gol. Una squadra ben messa, una squadra che, come sottolineava anche Aldo Cennamo, in questo momento sta bene fisicamente. Dobbiamo dare atto al preparatore Luigi Pincente, che sta facendo veramente un buon lavoro e che, come diceva il collega Antonio Clausi, è una squadra che in questo momento è in forma, finalmente crea delle occasioni da rete.
E della Lega Pro, sì, sì, ma anche per i punti che ha fatto, diciamo, nelle ultime 4-5 partite. Il Cosenza, se sommiamo, esatto, se sommiamo punti. girone C, girone A, B, C, il Cosenza si trova in una delle prime posizioni. Non c'era Baclet, da sottolineare questo, perché è andato con la squadra, è salito sul pullman per Pagani, però si è accomodato in tribuna perché non stava bene per un problema muscolare. Mister Giugno, non c'è nemmeno Mungo, dopo Rende non sta giocando e la squadra sta vincendo, sarà un caso, ma è così, senza nulla togliere a Mungo, ma significa che comunque l'organico è di tutto rispetto, questo del Cosenza, che finalmente alcuni giocatori, caro Antonio Claus, sono stati, si è scremata la situazione, qualcuno si è tirato fuori, dobbiamo dirlo, nel senso che non si è ambientato bene, non fa parte di questo gruppo, manca da tanto tempo, qualche altro ha cercato di prendere il passo degli altri ed è stato bravo Mister Braglia poi praticamente a fare rete, a fare sinergia, a fare spogliatoio, a fare gruppo. Ma io credo che allora, elementi come Tutino, lo stesso Pasqualoni, lo stesso Pascali, Palmiero, Saracco, esatto, che comunque nella fase iniziale e anche centrale, subito dopo l'arrivo di Braglia, che comunque aveva sottolineato che doveva conoscere... Scusa, vediamo, forse questo è il gol... No. Sì, dovrebbe essere il gol, sì. Il gol di Dorazio. Il gol di Dorazio, eccolo qua, molto bello, stop di petto sinistro sotto l'incrocio. Dicevo che comunque... E il 2-0. Ha rispolverato e soprattutto rigenerato calciatori che, vedendosi chiamati in causa, si sono motivati a dovere. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, restate con noi per la seconda parte di Replay. Ok. Bentornati con noi, allora andiamo a fare un giro con i nostri ospiti per commentare gli highlights di Paganese Cosenza. Partiamo da Mister Giugno. E che ti devo dire? Non lo so. Che Cosenza ha sicuramente meritato di vincere, perché oltre ai 2 gol, tra l'altro anche di pregevole fattura, ha creato altre numerose occasioni, però è scoraggiante vedere questi highlights, cioè voglio dire veramente siamo con squadre che sfiorano davvero il dilettantismo più puro. Cioè non si Ti riferisci alla Paganese, immagino? Ma assolutamente sì, ma non si possono concedere occasioni da gol, cioè con lo stop di petto e il tiro a volo nell'area piccola con difesa schierata, cioè, ma delle pochezze tecniche impressionanti, perciò dicevo prima. Poi ti faccio sentire il tuo collega Favo, l'allenatore della Paganese, quello che dici. Ma questi sono campionati che devono essere assolutamente aboliti al più presto possibile, perché il calcio italiano davvero sta rischiando di arrivare ai livelli del calcio albanese se così continua così. Cioè, non basta l'umiliazione che abbiamo subito uscendo dal mondiale, ancora non si rendono conto che devono assolutamente, come diceva prima lui, rifare tutti i gironi, fare i campionati, diminuire le squadre professionistiche, l'Agragas che è già retrocesso, quello che non si... Ma questo è sempre stato un tuo cavallo di battaglia, Franco. Cioè il modo che fa, cioè, ma non se ne può più, ma devono veramente ristrutturare. Una squadra che deve riposare, Franco. Una squadra che deve riposare, mi servono i campionati di promozione di prima categoria di una volta, oggi riposi tu, poi riposa il Lappano, poi riposa... Sono contento perché il Cosenza sta facendo bene, come diceva, farà un bel campionato di ritorno, un bel giro di ritorno, ampiamente prima. Braglia sta rivalutando il lavoro della società e quindi sta rivalutando il lavoro anche di Trinchera. Trinchera farebbe bene a comprare un bel prosciutto spagnolo e lo regala all'allenatore, perché gli sta rivalutando anche la campagna acquisti che tutti quanti noi, incominciare da me, avevamo criticato in modo molto aspro. Anche se rimango sempre a parere che questa squadra vada comunque rinforzata se si vuole puntare ad un playoff da vertice. Ti riferivi al famoso Camonni iberico, tu, ho capito? Sì, il prosciutto il Camonni iberico. C'è Franco un intenditore, no. Quindi questa squadra va rinforzata nel mercato che è appena iniziato, se si vuole fare i playoff da una posizione, da una griglia importante, quindi nessuno si deve illudere, non devono fare l'errore di vivere sugli allori, devono assolutamente completare l'organico, come sicuramente il mister gli avrà detto, e comunque bisogna fare molti complimenti all'allenatore per come ha rimesso di nuovo in rotta la barca. E come diceva Aldo, spendiamo anche una parolina dolce per i ragazzi che stanno lavorando nello staff, a incominciare
da Pingente, da Roberto Chiuzzi. Roberto Chiuzzi. È il minimo che possiamo fare. Prodotto Chi c'è Fischetti, l'allenatore dei portieri, pure, che sta facendo bene, coadiuvando benissimo il lavoro di un allenatore esperto, importante, l'abbiamo sempre detto, un allenatore che secondo me è un top player in questa categoria e i risultati si stanno vedendo. Ok. Davide. Sì, su che cosa? Perché Franco Giugno ha sarà aperto un tanti po' argomenti, tanti capitoli. spaziato. Allora, parliamo Sulla prima un partita. attimo della partita e poi mi dici anche tu qual è il reparto che secondo te il Cosenza Andrebbe dovrebbe rinforzato, migliorare. Ma sulla partita naturalmente mi soffermo un po' più sul Cosenza perché la Paganese mi ha fatto capire un po' la sostanza a mister Franco Giugno. Ho visto una grande prestazione, forse noi diciamo sempre una delle migliori, l'ultima però il Cosenza io dico che da Rende ha ripreso il cammino perché là si è vista giocare una squadra con personalità e con un po' più di fortuna e magari con quel giocatore che serve lì davanti, l'attaccante che sta reclamando pure mister Giugno, si potevano fare altri 2 punti e vincere anche quella partita. Però la squadra ha occupato molto bene gli spazi, lì a Pagani, era molto tranquilla, riusciva ad attaccare molto alto gli avversari che sono andati molto in difficoltà per questo discorso perché il livello tecnico era sicuramente inferiore a quello della Paganese e poi quando ha dovuto imbastire le azioni c'era un Palmero veramente spettacolare e i giocatori hanno avuto una tranquillità nel gestire la palla veramente da squadra importante, cosa che fino a 2 mesi fa non era assolutamente calcolabile o preventivabile perché la squadra era in paura, era andata in paura, era in una situazione psicologica molto grave e invece questa partita ci ha ridato una squadra che dal punto di vista tecnico ha saputo imporsi sugli avversari, così come è successo a Trapani perché a Trapani abbiamo attaccato anche alto anche lì e quindi si sono visti i frutti di questo lavoro, come dice mister Giugno, ottimo da parte di Braglia. Io ricordo un titolo che abbiamo fatto col Corriere Sportivo di Calabria, se fosse arrivata a giugno magari avremmo avuto tutta un'altra classifica, l'altra volta abbiamo messo anche questa classifica dalla sesta giornata, Cosenza avrebbe avuto 27 punti, a solo 7 punti dal Lecce, quindi in piena zona promozione a poter giocare potersi giocare il campionato. Che cosa serve al Cosenza? Io penso che servano almeno 3 ottimi giocatori, 3 buoni giocatori per reparto, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco, anche se l'attacco mi sembra quello che ha più bisogno di iniezione di tecnica e di fiducia. Bisogna sostituire magari chi, come diceva Franco, si è estraneato dal gruppo e si è già allontanato da parte da tempo. A centrocampo bene o male abbiamo ottimi elementi perché su Palmero, Bruccini, Calamai, lo stesso Mungo. Ho visto che fa spogliatoio. Forse il centrocampo bisogna vedere poi che cosa si penserà insomma, di Loviso, che è un ottimo professionista che ha saputo tenere lo spogliatoio, allo stesso modo di Pascale, insomma, quindi se l'altra volta abbiamo avuto modo di parlare con Trinchera, mi ha confermato che ci sono molti giocatori, i nostri giocatori sono molto richiesti sul mercato, quindi molto probabilmente il primo spauracchio, cioè il fatto che non si riuscisse a vendere dei giocatori che avevano avuto un inizio di campionato particolare, pare che sia stato superato e quindi dipenderà, se ci sarà la grossa occasione io penso che si potrà migliorare a livello qualitativo questo organico e si potrà puntare a una posizione ottima di classifica, non trascurando secondo me la Coppa Italia che ci farà superare i primi 2 o 3 turni se non ricordo. Giusto, ricordiamolo. Su 9 turni superarne almeno 3 in Ma direttamente ai quarti. Si giocherà, lo ricordiamo, si giocherà il 14 gennaio alle ore 15 e ci sarà la diretta poi degli amici di Sport Italia. Antonio. Allora Antonio, tema libero, vuoi iniziare a fare qualche mercato. Nome, vuoi iniziare a dire qualche cosa insomma su quello che sarà poi su quelli che saranno questi 20 giorni abbastanza caldi? Non solo sul più di 20 giorni, più di 20 sarà un mese, giorni. si inizia domani con il calciomercato. Di Regina abbiamo già detto, tra la Camera, Giuffrida. Parla un po' sia di quello del Cosenza che del Catanzaro e del Rende. Del Catanzaro possiamo dire subito una notizia abbastanza fresca che andrà diretto su Cesaretti della Paganese. Sì. Che abbiamo visto contro il Cosenza non pare moltissimo, però è un calciatore che in una squadra medio-alta potrebbe
dire la sua. Per quello che riguarda invece il rende, come si è detto precedentemente, non dovrebbero esserci operazioni Forse degne di una. nota. In uscita c'è solo il giovane Savettieri, che l'unico forse che non ha trovato spazio, che è un esterno, un quinto di sinistra a centrocampo. Per il resto manca davvero così poco alla conquista della salvezza che andare a intervenire sul mercato rischiando di stravolgere un assetto che comunque è già stato ben indirizzato potrebbe far correre il rischio di distruggere un po' questo giocato. E per quanto riguarda il Cosenza invece c'è da segnalare che questa mattina da Via degli Stadi è arrivato l'ok al Messina per il prestito dei due giovani ragazzi, Stranges e Giudicelli. Sono tornati dal prestito dal Gravina, è tornato Tribulato che dovrebbe andare alla Cireale, queste sono operazioni riguardanti minori. Sì. È tornato anche dall'Altamura Ruffolo che ha fatto un gol, sarà girato altrove. E poi c'è Collocolo che comunque è un calciatore di prima squadra che si pensava andasse a Taranto, invece è probabile che resti in Lega Pro con una formazione in chiave salvezza. Per quanto riguarda invece il mercato che interessa maggiormente i tifosi del Cosenza, si orienterà sul 3-5-2, che ormai è il modulo con il quale Braglia ha vestito il Cosenza e con il quale si è presentato da protagonista ai balli delle ultime partite. Quindi, a differenza del 4-3-3, ricco di esterni, ricco di ali, con cui si era tracciata la strada in estate, cambierà qualcosina. L'attaccante che si cerca è un attaccante in grado di giocare sia da attaccante centrale, dando profondità, che un attaccante da seconda punta, in modo da giocare in tandem con un Baclé della situazione, bravo a fare la sponda e a fare inserire sia il secondo attaccante che le mezze ali. Questa mattina abbiamo scritto il nome di Polidori della Provercelli, che è un calciatore che la Provercelli ha prelevato dal Pescara quest'estate e che si è distinto l'anno scorso in maniera positiva in C1 con l'Arezzo, nel 3-5-2 dell'Arezzo come spalla di Moscardelli, e ha realizzato 10 gol. Uno di questi l'ha realizzato proprio a Braglia, che lo ha apprezzato in Arezzo Alessandria, finita 1-0. Quindi probabilmente lo avrà annotato sul proprio taccuino. Credo che poi probabilmente si interverrà nel reparto difensivo e si cerca un difensore centrale di piede mancino. E il fatto che il Cosenza, Braglia, stia alternando Pascali e Pasqualoni in quella posizione probabilmente lascia ipotizzare che Pinna giocherebbe da esterno di centrocampo e si giocherebbe ovviamente il posto con Dorazio, però non è da escludere che proprio Pinna potrebbe lasciare libera una pedina over. A centrocampo io credo che se qualcosa si farà, la si farà con una grossa occasione alla fine del calciomercato. Negli ultimi giorni, esatto, del calciomercato. Ad oggi, ad un giorno dall'inizio del calciomercato, queste sono le notizie che noi seguiremo ogni lunedì insieme a Silvia e magari anche con te quando ci vorrai venire a trovare, perché sei sempre sul pezzo per quanto riguarda il calciomercato. Aldo, ma io la notizia che vorrei in questo calciomercato è una sola adesso. Prego, vai. Vediamo. Braglia confermato e non fino a giugno come mi pare sia. Chi? Braglia dovrebbe essere già, perché bisogna programmare, caro Franco. Se non programmiamo su Braglia vuol dire che noi fra 2 anni, fra un anno non vogliamo andare in Serie B. Invece noi dobbiamo andare in Serie B, così come è l'auspicio che mi pare il Presidente ha espresso, per cui bisogna prima pensare a fare, come diceva Franco Giugno di questo allenatore, che è il migliore della categoria, è un super allenatore, è un lusso per questa categoria. Incominciamo a pensare, costruiamo su Braglia. Braglia ha detto che il mercato lo vuole fare, però vuole andare sul mercato per prendere qualcosa che sia qualcosa di migliorativo. Se deve andare sul mercato a prendere qualcuno già che ce l'ha, è meglio che il Cosenza rimanga in questo modo. Migliorativo significa che bisogna prendere giocatori anche proiettati al futuro, di categoria, importanti, che facciano fare il salto di qualità, che ci proiettano a questi playoff oppure alla Coppa Italia, che sarebbe importante arrivare, perché arriviamo se tu arrivi vai nei quarti immediatamente, quindi si aprono prospettive diverse. Il mercato va fatto, però bisogna fare i passi giusti. Per fare i passi giusti ci vuole programmazione, competenza e soprattutto che si abbraglia a dire il giocatore o il giocatore che Benissimo. vuole. Poi sentiremo subito Braglia e vediamo Antonio.
Prima Davide diceva una cosa giusta, nel senso che ci sono dei calciatori del Cosenza che hanno mercato, detto da Trinchera. Sappiamo che probabilmente Caccavallo lascerà il Cosenza per far ritorno al Venezia, potrebbe finire al Siracusa o al Catania, sono le due formazioni che comunque anche la Sicola c'è. hanno bussato alla porta del Venezia. C'è da sottolineare anche un'altra cosa che non è secondaria, perché ogni gennaio, quando alcuni calciatori che hanno veramente mercato, nel senso che comunque sono appetibili, rimangono in scadenza, è normale che bussino alla porta della società, qualunque essa sia, Cosenza, Juve, Milan, Inter, Catanzaro, Lecce, non è un discorso. Come Aldo invita come dire, a rinnovare Braglia immediatamente, io mi auguro che quest'anno si possa immediatamente mettere i puntini sulle i con elementi ad esempio come Mungo, perché per quanto mi riguarda, torno a ribadire quello che ho sempre detto, Mungo è un calciatore che se sta bene ed è in forma fa la differenza e lo abbiamo visto. Giusto. Andiamo ad ascoltare Visto che ha parlato di Braglia, le parole del tecnico Braglia. visto che ne hai parlato Aldo, vediamo che cosa ha detto dopo Pagani. I ragazzi stanno facendo bene, abbiamo preso una certa strada, ci sta portando dei risultati e dobbiamo continuare a lavorare e stare zitti, come sempre. Io grossi tiri in porta di loro non ho visti, qualche mischia sì, però ci sono anche gli altri, bisogna anche portare rispetto agli altri. Noi siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, se era un'emergenza, mancavano 5 giocatori, al di là del fatto che nessuno dice mai niente perché non siamo abituati a piangersi addosso, però bisogna anche sapere le cose. Questo Cosenza deve lavorare e stare zitto perché c'è stato già che all'inizio abbiamo detto anche troppe cose. Questo è un Cosenza che prima di tutto deve pensare a stare tranquillo, fare risultati, parlare poco e vedere dove andiamo a finire. Arriva la Coppa Italia e poi si riparte col Matera. E ora intanto si va a casa, si fa qualche giorno di vacanza e poi inizieremo a pensare a quello che c'è da fare. Cosa manca ancora a questo Cosenza per essere competitivo? In questo momento non manca niente. Poi sarà problemi di chi deve decidere di fare determinate cose. Ma chiederà qualcosa sul mercato? Io non chiedo mai niente, io sono abituato a parlare, io sono contento per i ragazzi, so quello che hanno passato, perciò noi dobbiamo solo continuare a lavorare per togliersi delle soddisfazioni, tutto qui. Andiamo adesso subito ad ascoltare le parole del tecnico della Paganese e poi commentiamo insieme ai nostri ospiti. Enzo Leonetti che ringraziamo che alla regia, Massimo Fino che guida la Camera e poi... Il Cosenza è una squadra che si è rincompattata, è cambiata nella fisionomia totalmente rispetto al Cosenza che avevamo incontrato, con il quale avevamo vinto all'andata a Cosenza. È una squadra che ha cambiato proprio il modo di giocare, non voglio discutere il modo di Gaetano Fontana o di Piero Braglia, però sono due squadre completamente diverse. Questa è una squadra che ha una compattezza difensiva diversa, ha ritrovato una compattezza difensiva diversa e sfrutta in questo momento la gamba dei suoi giocatori lì davanti per poter fare male. Quando fai Natale è l'ultimo dell'anno con 2 sconfitte ripartiresti il giorno dopo, soprattutto noi che siamo malati, noi allenatori. È logico che i calciatori devono scaricare un po' adesso in questo momento la testa, però anche loro credo che non faranno un buon 2018 dopo quello che è successo. La società è vigile, sa quello che deve fare, io non chiedo perché la società è consapevole di quello di cui questa squadra ha bisogno, compatibilmente con quelli che sono i programmi, i progetti economici e tecnici. Allora, mister, nessuno chiede, né Braglia né Fabio. Tu chiedevi, così, mister, quando tu eri sulle panchine dove hai chiedevo, vinto, sì, Brindisi, ma non davanti ai giornalisti. Gallipoli, Render, insomma, ma non chiedevo mai davanti ai giornalisti. Non chiedevi mai nulla. Braglia sicuramente avrà già chiesto molto allora, prima. Quindi, aspetta, magari... se tu fossi Braglia, cosa chiederesti? Che bella domanda. Beh, per fare questa è una domanda è molto specifica, cioè dovrei io trovarmi tutti i giorni ad allenare questo gruppo di giocatori, capire bene le qualità, i pregi e i difetti di questo organico, e in base ai pregi e ai difetti di questo organico chiederei sempre di comune accordo col presidente e col direttore sportivo di potenziare l'organico. Sicuramente non lo vorrei venire a dire a voi, ecco, l'ha fatto lui. No, ma c'è da dire che Franco poi giocava in maniera diversa, perché non praticava il 3-5-2. Quando lo seguivo io, Franco era sempre un allenatore d'attacco, mi sbaglio, 4-3, 4-2-3-1, no Franco? 4-2-4. 4-2-4. Sì, in Cosenza Montolto 3 giocava alla PlayStation, mi ricordo. Sì, vabbè, questo no.
sono ricordi. Cosa ha fatto? Il concetto è questo, che lui tu vedi che è un allenatore, da come parla ti accorgi che è un allenatore di grande personalità, no? È normale. Lui incide già col dialogo, sicuramente adesso è stato vago, ma come dicevo prima lui è perfettamente conscio di quello che devono fare, sicuramente chiederà di aggiustare la squadra, non va rifondata, e questo è merito suo, perché noi 2 mesi fa eravamo qui tutti a dire che dovevano andare a casa almeno 10 giocatori. Evidentemente la squadra non va rifondata, va sicuramente aggiustata, va potenziata, sì, probabilmente, come diceva Davide, in tutte e 3 i reparti, ma questo lo sanno loro molto più di preciso, perché vivono la situazione giorno per giorno. Quanto riguarda la Paganese, io credo che lui debba chiedere molto poco, deve chiedere magari di non farsi cacciare, è importante. Antonio, dimmi. Allora, Braglia nell'intervista ha sottolineato il fatto che comunque non bisogna parlare di obiettivi. È giusto che magari la società, i calciatori... Ma scusa Mandò, ma con te non ne parlano di obiettivi? Io infatti voglio dire non questo. Ne parlano di obiettivi. Non ne parlano con noi della stampa, ufficialmente. Esatto, ma è giusto, ma sai perché? Perché sono rimaste scottate da quello che è successo. L'ha detto Braglia, insomma. Dai. Però l'argomento che mi piacerebbe affrontare con voi è: il mercato del Cosenza sarà finalizzato a cosa? A quale obietivo? Perché è giusto. Ti posso rispondere? Risponde prima Davide e poi te la dico io, ti dico la mia. Io ti dico quello che mi ha detto Federico, che comunque ho sentito pure per il Corriere Sportivo. Io ho fatto proprio questa domanda, no? Sapendo di non avere dei nomi, di non poter avere dei nomi, ho detto quale fosse l'obiettivo, se a medio termine o a breve termine o a medio-lungo termine. E lui mi ha risposto molto sinceramente che il primo obiettivo è a breve termine, cioè si punterà a cercare di vincere questi playoff. Nel momento in cui uno per volta. Nel momento in cui poi non si dovesse arrivare, perché insomma il campionato è stato compromesso da un inizio veramente balordo, allora si punterà nel giro di un anno, 2 anni alla vittoria del campionato, quindi ad arrivare in Serie B. Quindi l'obiettivo è ben preciso, questo poi naturalmente va corroborato da innesti, come dicevamo prima, importanti, perché a chiacchiere si può fare tutto, però poi sulla carta bisogna vedere che tipo di giocatore arriverà. Mi sembra molto saggio quello che ha detto Carlo, Federico. Io credo che siamo appena alla fine del girone d'andata, mi sembra anche giusto poter programmare la vittoria di un qualcosa già quest'anno, perché abbiamo detto prima che il livello tecnico di questo campionato non è eccesso. Se il Cosenza riesce ad arrivare nelle prime 4-5 posizioni, quindi una griglia playoff importante, no, può battere tutti, perché io credo che una sola squadra in questo campionato sia superiore nettamente alle altre, il Lecce. Il resto, se il Cosenza va ad aggiustare l'organico, può batterle tutti, quindi può vincere i playoff, può andare in B anche da quest'anno. Perché devono aspettare l'anno prossimo? È ovvio, bisogna intervenire sul mercato, aggiustare la squadra, farla diventare più valida dal punto di vista tecnico, magari aggiustare l'attacco, come diceva prima Davide, non lo so, le cose che servono di più. Io credo che comunque ci siano dei buoni giocatori come Mungo, come diceva prima Antonio, che per me secondo me è un giocatore di categoria superiore, quindi è una squadra che è buona, che stiamo rivalutando attraverso il lavoro di Piero Braglia, perché se no facciamo l'ipocrita ogni volta, il primo io fino a un mese e mezzo fa criticavo abbastanza seriamente la qualità di questo organico. In realtà forse i problemi di questa squadra erano altri, mentali, sono stati risolti magari con l'allontanamento di qualcuno, la cooperazione chirurgica. Quindi lui magari si è scelto un gruppo di 14-15 giocatori, ci sta lavorando sopra, gli altri probabilmente li avrà anche mollati, perché sa che magari li va a sostituire poi sul mercato di gennaio. Sta andando avanti con questa squadra, con questo gruppo, stanno facendo anche tanti gol, tra l'altro. Volevo aggiungere un'altra cosina che mi ha detto Federico, che pare che possiamo salutare il nostro amico Carlo Federico, che so che ci stanno facendo sondare un po' anche gli altri gironi, e mi ha detto, non lo so, questo forse anche Antonio Clausi ci potrà dare conferma sugli altri gironi. Non ci subito dopo di te c'è la pubblicità e poi grandissime squadre anche negli altri gironi, quindi visto che poi nei playoff bisogna affrontare anche le squadre degli altri gironi, pare che non ci siano squadre importanti. Credo che la squadra più forte che ci sia negli altri gironi sia proprio l'Alessandria, che è partita malissimo. Ci fermiamo un attimo, vi interrompo per
per la pubblicità e poi torniamo con Aldo che voleva intervenire. Terza e ultima parte di replay, velocemente, Franco. Sì, stavo per dire, volevo ringraziare, siamo rimasti a metà sul taglio della pubblicità, insomma, sappiamo che c'ha una come dire... Però io chiedo scusa, non mi fate fremere Aldo perché sono 15 minuti. Volevo ringraziare, no Franco, ho detto che è privilegiata la strada della pubblicità, per carità, però ero rimasto a metà che volevo ringraziare oltre a Massimo Fino ed Enzo Leonetti e anche a Michele Costanzo. Lui è una bomba innescata. Aldo, la parola io volevo dire una cosa alle cose che sono dette per quanto riguarda, ma secondo me, da quello che io capisco di calcio, da come uno poi si esprime, secondo me Braglia nelle ultime domeniche ha cambiato anche il linguaggio per quanto riguarda il Cosenza, perché se noi andiamo a vedere l'intervista di Braglia, nelle primissime partite che è venuta a Cosenza non aveva un impatto molto positivo con tutta questa squadra e con questi giocatori, perché ha detto cose pesanti, perché lui è un allenatore di peso, quindi si può permettere, quando uno dice con questa squadra mi basterebbe anche fare un punto a partita, in quel periodo vuol dire che qualcosa lui aveva capito che nello spogliatoio non andiava per il verso giusto, e quindi ha dovuto anche lui, adesso si adegua e dice ho un bel gruppo, un gruppo importante, interessante, un gruppo amalgamato, questo significa, come diceva Franco, che chi è l'allenatore che anche quando parla sa imporre la sua logica, il suo modo di vedere il calcio, perché il Cosenza oggi è la squadra più in forma, non so chi lo diceva, di tutto l'arco del campionato, ma ci è arrivata grazie a questo mister, a questa capacità di mettere in campo giocatori che io personalmente ho detto a Tringhiera che avevo portato giocatori qui che non erano del Cosenza, quindi anche Tringhiera dovrebbe andare a dire a Braglia grazie che tu mi hai rivalutato, non solo i giocatori che qualcuno mi criticava, ma che io oggi posso dire ho portato i giocatori che poi con un allenatore bravo come Braglia e non con quelli che c'erano prima ho fatto anche una campagna acquisti. Come? Li possiamo vincere i playoff? Li possiamo vincere se sul mercato si va a comprare un paio di elementi o 3 elementi che facciano il salto anche pensando al prossimo anno, caro Franco. Bravissimo. Perché il Cosenza deve programmare, questa è la verità. Ecco perché ho detto che Braglia ha bisogno di essere rinnovato anche per un altro anno e non fino a giugno, perché con Braglia si può costruire il futuro del Cosenza. Ce l'hai, te lo tieni questo grande allenatore, altrimenti questo qui rischiamo di perderlo, perché sicuramente il prossimo anno potrebbe andare in Serie B. Dobbiamo evitare questo, gli errori non si devono fare più, bisogna programmare per evitare che qualcuno ci sfugge e il meglio se ne va in altri posti. Benissimo Aldo, allora grande carrellata sul Crotone, sul Cosenza, e adesso dobbiamo parlare di Avancese, quel che dicese Aldo, no? Parliamo subito del Rende, andiamo a Rende, commenta gli highlights mister Franco Giulio. Con il mio supporto, dai. Con il supporto di Franco, 2-0 contro l'Agragas. Prego la regia di mandare le immagini. Io sono ancora ammirato qua. della ringa di Aldo. Andiamo. Andiamo a vedere queste immagini del Marco Lorenzon. C'è il Rende in maglia bianca e dopo 3 minuti c'è il gol di Domenico Franco, ex Monopoli. Vogliamo farlo rivedere, vediamo se abbiamo il replay. Il Rende in maglia bianca, l'Agragas in maglia arancione, come l'Olanda, un po' strana, Antonio, questa maglia? Loro sono bianco-celeste solitamente. E diciamo che è stata una gara quasi a senso unico, perché il Rende di Bruno Trogini ha avuto delle belle occasioni da gol, insomma. L'Agragas ha dimostrato tutta la sua fragilità, è una squadra che è ultima in classifica, è stata anche penalizzata, ci sono grossi problemi di natura economica, gente che vorrebbe acquistare magari sulla carta, caro mister, però poi dal punto di vista della solvibilità c'è poco nulla, quindi rimane sempre in mano all'imprenditore agrigentino, però insomma giocano con grande dignità, sono ultimi in classifica. A Rende hanno retto 3 minuti, poi c'è stato prima il gol, come dicevo, di Domenico Franco e poi il raddoppio di Rossini che raggiunge Antonio Clausi, mi pare 5 gol. No? È il Bruccini del Rende. È il Bruccini del Rende, il Rende che comunque si è costruito, come dire, un tesoretto importante per questa seconda parte di campionato, perché se pensiamo che arriva a fine anno alla seconda di campionato con 29 punti in classifica è qualcosa di importante. Qui c'è l'espulsione di Mileto
Mileto, che è il terzino destro dell'Acragas, che, amici carissimi, tornava aveva praticamente scontato una giornata di squalifica, quindi tornava a Rende, 2 giornate. E allora qui c'è il gol di Rossini, se lo vogliamo vedere poi torniamo in studio per vedere gli highlights di questo Rende e parlare naturalmente della formazione del presidente Fabio Coscarelli. C'è un cross alla sinistra, Rossini che anticipa Possiamo tutto rientrare in studio. torniamo in studio. Allora Davide, una partita, vabbè, l'Agragas ultimo in classifica, solo 10 punti, tutto lasciava presagire a una vittoria del Rende, però comunque è un Rende che dà continuità. Sì, nel Rende l'avevamo messo un po' in difficoltà, sia come abbiamo detto prima nella partita con il Cosenza, sia nella partita con il Catania, ma il tasso tecnico delle due formazioni che aveva affrontato era superiore a quello del Rende. Con l'Acragas vale un po' il discorso che si faceva prima per quanto riguarda la Paganese. L'Acragas è un altro degli organici più giovani e meno esperti di questo campionato, quindi non diciamo che ha avuto gioco facile. Io non ho visto la partita, quindi non posso entrare nei particolari, però dagli organici che conosco, sia dell'Acragas che del Rende, è venuta fuori tutta l'esperienza e in questo caso il maggiore livello tecnico della squadra del Rende e soprattutto l'amalgama che ha raggiunto con Trocini in questo momento. Quindi ha superato questa fase di piccolo impasse che ha avuto quando ha affrontato squadre più importanti, ma a questo punto il Rende è questo il suo campionato, cioè voglio dire, ormai ha quasi raggiunto la salvezza, potrà giocarsi a mente serena e libera un eventuale accesso ai playoff che a questo punto è alla sua portata, quindi ben oltre ogni più rosea aspettativa, quindi complimenti a tutta la società e alla Io vorrei dire una cosa agli amici, che ci sono due partite importantissime, poi vedremo il prossimo turno. Il Rende andrà a Siracusa alla ripresa il 21, poi il 28 c'è Franco, non puoi mancare, c'è la tua squadra, ci sarà Rende-Lecce. Quindi certamente ci sarò. La squadra sua qual è? Lecce, lui è adesso certamente ci sarò. Cosenza e Rende, poi al terzo posto c'è il Lecce. Mi correggo, mi correggo. Davide ha detto, è stato puntuale nell'analisi. Sì, perché come dicevamo prima ci sono 6 o 7 squadre che sono inguardabili dal punto di vista tecnico e quindi ti permettono, se tu hai un buon organico e sei organizzato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ti permette di fare risultati in scioltezza, con una certa continuità. Beh. Poi vai all'imbatto con le squadre più forti. Il Rende per esempio nelle ultime 5 partite aveva collezionato solo 2 punti perché aveva trovato squadre di un certo livello tecnico, come diceva Davide. Come si sono riproposto di nuovo squadre di medio-basso livello, siccome il Rende è una buona squadra, è una squadra organizzata come diceva lui, giocano un calcio molto pragmatico e si è imposto anche con una certa facilità sia a Reggio che domenica con l'Acragas, quindi questo è il trend del campionato, insomma. Ci sono in molte partite risultati scontati, sì, proprio perché la differenza tecnica tra alcune squadre è assolutamente notevole. Qui sono quasi risultati. Eppure nel calcio dei risultati scontati non ce ne dovrebbero essere, no? Ma i gol ho visto dagli highlights quasi in surplus, cioè, con una calma. E hanno avuto anche altre occasioni. Cioè, le uniche sorprese arrivano in questi confronti sulla carta quasi scontati se la squadra quando favorita, giocano tra di loro. No, a parte questo, quando la squadra favorita non è in forma. Certo. L'unico modo per avere una sorpresa è questo, per il Siracusa. Certo. Bene. Franco, andiamo a vedere... Dovremmo avere Trocini, vediamo se Enzo sì. Leonetti ci manda Trocini dalla regia. Abbiamo fatto quello che speravamo, insomma, assolutamente. 31 punti sono un ottimo bottino, i ragazzi veramente hanno fatto questa prima parte di campionato in maniera splendida, sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista, anche oggi. Una partita prima delle feste, i ragazzi sono partite dove si ha tantissimo, ci sono tante distrazioni, in più giocavi con una squadra con l'ultima in classifica, quindi c'era tanto da perdere, invece i ragazzi hanno avuto l'atteggiamento giusto, quello di sempre, grande umiltà, grande senso di responsabilità. Partite facili non esistono. Forse la consapevolezza
che per noi non esistono partite facili, probabilmente questo è il nostro segreto. Provare a giocare sempre con la massima attenzione, la massima cattiveria, giocare ogni partita come se fosse uno spareggio, probabilmente penso sia questa la più grande qualità di questa squadra. I ragazzi hanno dimostrato oggi per l'ennesima volta che hanno la testa sulle spalle, che sanno quali sono le nostre qualità, che non dobbiamo perdere mai, quindi insomma ce ne andiamo in vacanza sicuramente soddisfatti e felici. Bene, andiamo subito a vedere invece cosa è successo nel derby Catanzaro-Regina, vinto appunto dagli Amaranto con un risultato abbastanza a sorpresa. Vediamo subito gli highlights. Ecco qua. Allora, il gol è stato segnato da Bianchimano. Il gol è stato segnato, sì, nella ripresa da Bianchimano. E c'è la Regina con la maglia bianca che veniva, caro mister Franco Giugno, da 4 sconfitte. Il Catanzaro veniva pure anch'esso dalla sconfitta di Caserta per 2-1. Ed è stata una partita, diciamo, tutto sommato questa aperta. È una squadra che la sta tenendo a galla proprio Bianchimano. Bianchimano, Bianchimano che ha sottolineato tu, è appetito è un da buon giocatore di come l'ha sottolineato pure prima Davide. 20 anni questo ragazzo. Questo è un ottimo giocatore, ha fatto già... Qui c'è Letizia che rientrava. Gol, insomma, dopo la posso fare una domanda a Franco? Sì, dove vediamo gli highlights e poi la puoi fare. Bravo, C'è la Regina qui in avanti, un tiro dalla distanza di De Francesco che si perde alla destra del portiere Nordi. Dicevo che è stata una partita abbastanza equilibrata, poi il Catanzaro non ha trovato il bandolo della Matassa, rientrava l'ex giocatore del Cosenza Letizia in avanti, c'era Zanini, Nordi tra i pali, Di Nunzio difensore centrale, insomma c'erano tutti i presupposti perché il Catanzaro, tutti 4.500 spettatori, esatto, potesse fare su il risultato, invece così non è stato perché la Regina poi ha buttato il cuore, come suol dirsi, oltre l'ostacolo, e con un gol di Bianchimano venuto da battuta d'angolo è riuscito praticamente a mettere in rete. Poi vedremo l'assalto finale da parte della formazione giallorossa del Catanzaro, che però è stato un forcing dettato più un forcing franco dal cuore e non magari dalla ragione. Sì. Vedremo poi prima il gol basato sui nervi e basta. Sì, basato sui nervi, esattamente, c'è stato questo forcing. Qui c'è un colpo di testa di un giocatore del Catanzaro, però la palla è preda del portiere Cucchietti, e qui praticamente c'è la Regina che su schema di calcio d'angolo con la Ezza sfiora il gol, la palla termina sulla traversa. Ancora Regina in avanti, siamo nella ripresa, un cross dalla destra, viene messa la palla in calcio d'angolo e se non erro da questa battuta d'angolo dovremmo arrivare al gol di Bianchimano. Battuta d'angolo dalla destra, la palla che viene messa verso il centro, arriva Bianchimano, gran drop di destro e palla in rete. 1-0 per la Regina e sarà il gol della vittoria che regalerà 3 punti importantissimi alla Regina, che comincia a rialzare la testa dopo 4 risultati negativi. Eccolo qua il replay, e qui è Bianchimano che con un drop la mette alla destra del portiere Nordi, e qui comincia Franco, come dicevamo, questo forcing del Catanzaro. Però bisogna dire, una volta bravo al difensore che ha murato un tiro non so di Letizia se non vado errato, poi il palo ci ha messo del suo, e poi è stato bravissimo Cucchietti a sventare alcune minacce dei giocatori del Catanzaro proprio nei minuti finali, e diciamo che al termine poteva starci anche un pareggio. Qui ancora il Catanzaro in avanti, tiro dalla lunetta, la palla che va alta sulla traversa, ancora un calcio d'angolo, respinge un difensore della Regina, ancora la palla alta. C'è stato questo attacco, come diceva Franco, più sui nervi che ragionato, insomma si vede che il Catanzaro era ansioso di portare, ecco qui il palo, c'è stato un palo con un colpo di testa, ha salvato la posta di Cucchietti, la porta che Cucchietti adesso praticamente è stato bravissimo a respingere un tiro dalla distanza. Poi c'è un contropiede della Regina, un tiro da fuori aria che termina. Possiamo rientrare in studio. 1-0 sì. Per il Catanzaro, allora, il derby al Catanzaro, e sentiamo poi. Bene, allora Davide voleva fare una domanda una piccola premessa, che ho visto giocare la Regina a Castellammare contro la Juve Stabia, avevo visto una squadra molto in forma, giocava con scioltezza. Il primo tempo poi non sono riuscito a spiegarmi e il capitano buono alla ripresa. Al mister Franco Giugno, i giocatori della Regina hanno rifiutato il ritiro,
E dopo sono andati a vincere a Catanzaro. Che vuol dire questo? Questo tu mi fai sempre delle domande a cui io non vorrei rispondere. Questo perché poi io devo mettere sempre il dito nella piaga, cioè, questo è il dilettantismo che dicevo prima. Cioè, io società, dopo un 3-0 in casa, ordino alla squadra di andare a ritirare, la squadra si rifiuta e se ne va a casa, cioè, questo si fa in terza, seconda categoria, cioè, però poi dico, avevano ragione loro che sono andati a vincere sì, a Catanzaro. ma non è una questione se avevano ragione. Voi parlavate prima di professionismo. Il professionismo dice che il Milan ha perduto, non ha fatto la cena di Natale. Non hanno fatto la cena di Natale, allora che dovevano fare? No, noi andiamo. E poi hanno vinto il derby con l'Inter. Voglio dire, questo è il livello di questa Serie C. Cioè i giocatori si possono permettere il lusso di rifiutare un ordine della società, cioè della proprietà di colui che ti paga, no? E che ne ha il diritto, perché nel calcio le regole sono, la società ha il diritto dovere di poterti mandare in ritiro e tu non ti puoi rifiutare. Puoi anche chiamare l'associazione calciatori, ma non ti puoi rifiutare. E questi sono rifiutati perché io credo che non ci sia una grande società dietro, una società forte per cui tu possa prendere un'iniziativa come questa e mantenere la tua tesi, perché se dietro c'è una società importante, nessun giocatore si sogna di rifiutare l'ordine che gli viene imposto da una società, nessuno. Quindi, poi dopo si hanno vinto, vabbè, questo fa parte del calcio. Ma tu quando parli poi di mediocrità del campionato, probabilmente nella mediocrità c'è anche questo modo di approcciarsi come calciatore, sì. perché non si può assolutamente. Poi anche voglio dire, gli episodi sono stati determinanti, sì. E come diceva Franco, poi alla fine il Catanzaro non meritava di perdere questa partita, sì. Bari sarebbe stato più giusto, però diciamo che loro credo non abbiano rubato niente, hanno giocato con orgoglio perché sono stati contestati a fine partita a Reggio, quindi ci hanno messo. Franco, però posso chiedere ti posso fare una domanda? Aldo, subito, perché dobbiamo andare a Serie Dionigi, siamo nei minuti finali. Molto, non per fare critico o meno, perché non lo voglio fare, ma generalmente quando si fa un cambio di allenatore si cerca sempre di migliorare, ma certo. Qui alcune volte si cambia solo perché l'hai detto prima, tu sei un estimatore di Erra, l'abbiamo capito, come lo sono io, l'abbiamo capito. Io non l'avrei cambiato, sono d'accordo con lui. Sono d'accordo pure io, però lui lo sta rimarcando. Praticamente hai messo nel mirino di Dionigi, questa è la verità. Assolutamente, ho detto come no? Ho capito, è chiaro Franco, ma se tu cambi e poi non migliori, che cambi? Il Cosenza migliorate è diventato settimo in classifica, Franco, eravamo penultimi, ma si deve cambiare quando si deve migliorare. Altrimenti che fai? Lo fai apposta. Ma questo il presidente Noto non lo sapeva, il presidente Noto, che cambiando magari le cose non sarebbero andate bene granché. Il presidente Noto è una persona per bene, lo conosciamo benissimo, però purtroppo questa volta qualcuno l'ha fatto. Forse pure lui un poco neofita, no? L'ho fatto toppare, io a Erra non l'avrei cacciato. E adesso ti mandiamo il tuo elenco, ti mandiamo il tuo. Posso esprimere? Deve imparare pure lui. Come faccio sempre io, apertamente. Mi fa piacere, sentiamo il tuo amico Dionigi. Che vi sto a dire che se mi interessa poco l'analisi della partita, perché ho capito che qua è giusto analizzare se vinciamo o perdiamo, quindi inutile che vi faccia un'analisi di come è stata la partita, anche se abbiamo fatto un brutto primo tempo, dove tutte e due le squadre non hanno giocato a calcio, poi abbiamo cominciato a giocare dopo il gol, ci siamo svegliati dopo aver preso la batosta su calcio d'angolo, ennesimo gol su palla inattiva, poi avremmo meritato il pareggio, il palo, il gol salvati sulla riga, ma conta poco al fine di quello che dovevamo fare oggi, non è se la meritavi di pareggiare, non sto a guardare quello. È un peccato perché abbiamo vanificato 2 mesi di lavoro con questi 2 brutti risultati, no? Non ci volevano, però è accaduto e dobbiamo prenderne atto. Se no finiamo ogni partita e se vinci sei bravo, se perdi. Cioè a volte a me fa piacere, quindi ve lo chiedo io. Forse avevamo un po' troppa qualità a Caserta e siamo andati in difficoltà, forse il gol preso il primo gol sulla palla, vi ricordate, se c'è un centrocampista più difensivo e non Maita non prendiamo gol a Caserta, no? È giusto, doveroso dire quello che va detto. Oggi sicuramente sarebbe stata una partita dove non si è riusciti a palleggiare tanto nel primo tempo, quello senza ombra di dubbio, ci è mancato qualcosa, forse si voleva fare una partita, la lettura che ho dato è perché non mi era piaciuta la mentalità di Caserta, allora volevo fare una partita un po' più aggressiva, con gente un po' più aggressiva, questa è la verità.
Bene, allora abbiamo ascoltato le parole... Con gente più aggressiva, combinazione del calcio, come diceva Franco Giugno, il mister è strano, non obbedisce ad una logica precisa, perché 2 più 2 non fa mai 4 nel calcio, ha messo gente più fisica, tipo Nesco per esempio, e ha messo la partita. Vai. Allora, posto che ci sarà la pausa, quindi comunque il prossimo turno è qualcosa ancora di molto lontano. Ma noi saremo qui ogni lunedì però. Noi saremo qui ogni lunedì, ci sarà nel mentre la Coppa. E andiamolo comunque a vedere questo prossimo cominciamo turno, a parlarne. quale sarà, parliamone. Allora, Agragas Monopoli, Casertana Fidelissandria, Cosenza Matera, Juve Stabia Catanzaro, Lecce Catania, Fondi Francavilla, Regina Paganese, Sicula Leonzio Trapani, Siracusa Rende. Allora, al rientro ci aspetta Cosenza Matera. Bisogna vedere da qui al 21. Questa è una bella partita, no, sarà sicuramente una bella partita. Il livello tecnico delle 2 squadre è sicuramente superiore alla media di questo campionato, quindi si potrà anche godere di un buono spettacolo, credo. Cosenza, ripeto, forte dell'autostima che ha acquisito grazie ai risultati ottenuti fino adesso, affronterà il Matera sicuramente col piglio di squadra importante, però ancora c'è tanto tempo per poter discutere. Il Matera è una squadra forte, non forte come l'anno scorso, il Matera non è forte come l'anno scorso, secondo me è più debole, però rimane sempre il fatto che ha, credo, uno degli allenatori più bravi della categoria. E poi il campionato potrebbe anche arrivare ad una svolta, perché ci sarà Lecce-Catania, qualora il Lecce dovesse vincere, probabilmente la testa della classifica sarà ormai andata. Beh, quello è il big match di tutta la Serie C. Credo che, di tutti i gironi. Sì, credo che saranno anche almeno in 20.000 al Via del Mare, quindi sarà una partita di un'altra categoria, per aspettative, per qualità, per importanza del risultato. Se il Lecce vince non avrà ancora vinto il campionato, ma ci avrà messo sopra una pietra importante, insomma. Sicuramente. Dove Franceschello, per Cosenza e per Rende che andrà a Siracusa? Cosenza Matera sarà sicuramente una partita completamente diversa da quella dell'andata, perché le squadre sono assolutamente diverse, non tanto nella fisionomia, anche se poi ci sarà il mercato di mezzi, quindi dobbiamo vedere che squadre troveremo, però anche e soprattutto nella psicologia, perché io ricordo una partita importante che fece il Cosenza a Matera ancora agli ordini di Fontana, dove prese nettamente il predominio del centrocampo, ma perché ancora Oteri non era riuscita a imprimere il suo diktat all'interno dello spogliatoio, poi invece la squadra mi pare che subito dopo Cosenza ha fatto 4-5 vittorie consecutive. Quindi vedremo delle squadre completamente diverse, sarà sicuramente una bellissima partita e sperando, come immagino e mi auguro, ma ne ho profonda certezza, arriveranno degli innesti nuovi. Bravissimo. Sarà una partita da seguire e spettacolare. Anche il mercato, bravo, probabilmente vedremo una quindi l'invito è di venire allo stadio, perché siamo troppo pochi. C'è sempre, siamo troppo pochi, dopo questo chiederò anche ad Aldo. Abbiamo 2 minuti. Antonio, portiere titolare ormai Saracco? Così pare. Così pare. Così pare. E quindi potrebbe aprirsi un mondo. Un mondo. Però vediamo, ancora non c'è. Aldo, 30 secondi perché ci taglia come ha tagliato me poco fa. In questa si confronta. Sono 3 confronti per Siracusa, Rente, Cosenza e Matera. Lecce, Catania. E Juve Stabia Catanzaro. Io mi auguro che il pubblico in questo momento al Cosenza gli dia una mano e non 1.500 come siamo stati nell'ultima e qualcuno ha risultato che eravamo 1.500. È una vergogna sapere che siamo a 1.500 quando una squadra sta facendo questi bellissimi risultati. Allora, nonostante il campionato si ferma, Replay continua ad andare in onda, quindi ci ritroveremo lunedì 8 gennaio. Andiamo a salutare i nostri ospiti, mister Franco Giugno. Buonasera. Davide Franceschiello. Grazie, buonasera. Antonio Clausi. Salve a tutti e ancora buon anno. E Aldo Genamo. Grazie Befana. Ci porti qualcosa, è vero. Il vero valore aggiunto di questa trasmissione. Befana in diretta con le scarpe tutte rosse. Certo. Grazie Franco, grazie. Grazie a Silvia, ci vedremo? Ci vedremo lunedì prossimo, sempre alle 15, sempre su Tele Europa Network. Arrivederci. Buona Befana.